è tornato a menà, è tornato a dare gran pizzoni, quello bravo. Sì, perché insomma quando una persona di famiglia, la roscia nazionale, no? 6-0 anni, 6-0 anni sono pochi, no? È la grande presa per culo. 6-0 di solito si vince, 6-0 di solito è un punteggio vincente, pure di morto. Qua invece 6-0 è quello bravo che ti infligge un 6-0 non dichiarato, non avvertito, non percepito e non senza possibilità di condizionale, senza poter ripassare dal via, perché quando ti dà a 6-0 anni ti porta via in 10 giorni, 15 giorni, fino a 16 giorni prima era tutto a posto. Di che stiamo a parlare? A parlare che è tutto sbagliato? Stiamo a parlare che è la grande presa per culo. Stiamo a parlare che non conosco la mia data di scadenza. Ce l'ho, è certo questo, ma non mi è dato sapere quando. E allora torna alla presunzione di chi fa i programmi, quindi dice tra 2 anni mi cambio la macchina. Me coglioni! Ah, a te quello bravo ti ha detto per certo che tra 2 anni te fai una crema. Alla roscia, fino a 16 giorni fa, era tutto a posto. Bom, 2 pizze, 2 marrovesci, a casa. Poi magari sta meglio di noi, però nel dubbio secondo me sarebbe rimasta ancora un po' qua. E allora vedo il lato positivo anche nella mancanza di mia mamma, che ho avuto il privilegio di avere per 83 anni, quindi per 23 anni in più della roscia, perché è esposta al focus. Non c'è una data accettabile per perdere una mamma, ma 23 in più di una persona di famiglia che stava una crema, beh, obiettivamente thank God. E allora sposta il focus, non fa impegni di troppo lunga scadenza. Se ti piace la macchina, se poi pumpatela, se vuoi fare quel viaggio ed è nelle tue corde, fallo, non rimandare. È una gran forma di presunzione, non dipende nulla da noi da questo punto di vista, quasi nulla. Sì, stile di vita, grande presa per culo pure quella, perché poi vabbè, lasciamo sta, va. E allora viva la vita, goditi la vita, ma goditela, vivi, non campà, perché a forza di campà si smette di dire che manca mai nessuno. Ciao Roscia, bella per te, che personaggio, bello del zio Slaus.